Ritorna la tensione tra Russia e Stati Uniti sugli armamenti nucleari. Dopo Washington, anche Mosca ha sospeso l'adesione al trattato che vieta l'impiego dei missili a breve e media gittata. Cipro è il secondo paese europeo dopo la Grecia a ospitare il maggiore numero di rifugiati in rapporto alla popolazione. Sono siriani, iracheni e turchi, in gran parte di etnia curda. Una targa alla memoria di Jonas Noreika, il generale Tempesta, divide Vilnius. C'è chi lo difende perché si è opposto all'occupazione sovietica e chi lo accusa per l'uccisione con i nazisti di migliaia di ebrei. Dopo oltre 15 anni di attesa, Atene avrà una sede definitiva del Museo di Arte Contemporanea. Ospiterà la collezione di 1200 opere del governo greco. Il calvario di migliaia di persone appartenenti a diverse etnie dell'ex Jugoslavia, depennate nel 92 dai registri anagrafici della Slovenia, rivive nel film I Cancellati. Ora è ufficiale, ma non è una sorpresa. La guerra fredda è ricominciata. Sia gli Stati Uniti sia la Federazione Russa hanno annunciato il ritiro dal trattato INF sui missili di breve e medio raggio basati a terra con portate da 500 a 5.000 km, siglato da Gorbaciov e Reagan nel 1987. Ad annunciare l'uscita dal trattato INF è stato per primo il segretario di Stato statunitense Pompeo, decisione poi confermata da Trump. La Casa Bianca accusa i russi di aver sviluppato il sistema missilistico 9M729, ma anche altre armi in violazione degli accordi. Va detto che i russi negli ultimi anni erano già sostanzialmente usciti dal trattato. Lo sviluppo dei sistemi d'arma modernissimi metteva gli americani in difficoltà e a questo punto gli Stati Uniti hanno ritenuto di essere più liberi, rinegoziando, anzi abbandonando il trattato. Questo comporta naturalmente che sia la Russia che gli Stati Uniti inizieranno una nuova corsa alla costruzione di missili intermedi balistici e in questa corsa entrerà probabilmente anche la Cina nel teatro del Pacifico. Putin ha a sua volta accusato gli Stati Uniti di non rispettare gli accordi. In una riunione con i ministri della difesa e degli esteri, Shoigu e Lavrov ha annunciato una risposta speculare alla decisione statunitense. Secondo il Cremlino, gli Stati Uniti stanno accerchiando la Federazione Russa, che per questo deve sviluppare nuove armi. Da qui, ad esempio, la recente decisione di trasformare il missile navale Kaliber per poterlo lanciare anche da piattaforme terrestri. Una corsa al riarmo che schiaccia l'Europa. Putin ha recentemente affermato che la Federazione Russa non schiererà i missili contro i paesi europei. Tuttavia bisogna vedere se i paesi che hanno già nel passato aderito all'idea di schierare un sistema missilistico contro la Federazione Russa continueranno su questa strada. Sembra non vi siano ripensamenti in questo senso da parte della Romania, potrebbe aderire anche la Polonia. Questo creerebbe una situazione assolutamente pericolosa sia per l'Europa che per la NATO. Nel 2021 scadrà il trattato New START sulle armi balistiche nucleari e né Mosca né Washington sembrano intenzionate a rinegoziarlo. Ma è possibile fermare la corsa al riarmo? Il sistema è rifare un nuovo trattato, coinvolgere la Cina, coinvolgere l'Europa e naturalmente la NATO. Questo è uno degli unici modi che possiamo avere per evitare una corsa senza limiti e invece per di nuovo cercare di controllare gli armamenti nucleari, come è stato fatto 30 anni fa tra Reagan e Gorbaciov. Ma l'America perché ha deciso di rinunciare ai trattati per la limitazione delle armi atomiche? Perché ritiene di essere svantaggiata, nel senso che i cinesi hanno sviluppato i sistemi d'arma senza essere controllati da nessuno, essendo fuori dai trattati, e i russi, pur essendo dentro il trattato, hanno sviluppato dei sistemi d'arma potentissimi di cui abbiamo sentito parlare nel corso degli ultimi 2 anni, che gli americani temono, e quindi Trump teme che rimanendo all'interno del trattato gli americani non riescono a sviluppare a loro volta un sistema veramente efficace. Secondo stime dell'Istituto Pacifista IPRI di Stoccolma, nel mondo ci sono almeno 16.300 bombe o testate nucleari. I 9 paesi con armi atomiche sono Stati Uniti, Russia, Cina, Francia, Gran Bretagna, Pakistan, India, Corea e Israele. In Italia bombe atomiche del tipo B-61 sono dislocate nelle basi di Aviano e Ghedi.
Fino a ieri erano Italia, Grecia e Spagna. Da qualche tempo c'è un altro paese di approdo alla periferia dell'Unione Europea con problemi di gestione dell'immigrazione irregolare, complice anche il conflitto siriano e la divisione dell'isola, con un nord filoturco che nasconde molti punti ciechi sfruttati dai migranti. E Cipro, vero cavallo di Troia per chi fugge da guerra e povertà in cerca di fortuna. Nel centro per richiedenti asilo di Cofinu, nel distretto di Larnaca, città che ospita l'aeroporto internazionale, ci sono oggi 300 ospiti di diverse nazionalità. Vengono soprattutto da Siria, Iraq e Turchia, la maggior parte di etnia curda. From Iraq. Arriviamo dall'Iraq, fortunatamente mia moglie e i miei figli sono qui. Siamo fuggiti per i noti problemi legati all'instabilità del paese. Ora speriamo solo in un lavoro per poter ricominciare. Nel campo ci sono anche africani, una mescolanza di culture che non sempre agevola la convivenza. Le giornate scorrono lente e ripetitive, come in tutti i centri per richiedenti asilo. Ci sono però i bambini a portare sorrisi e speranze. Abbiamo molti problemi qui. Dove eravamo, la nostra vita era diversa, più comoda, più agiata, ma siamo dovuti fuggire ed ora possiamo solo stare qui e sperare in un futuro migliore, soprattutto per i nostri figli. Nella testa la Germania e il Nord Europa, ma chissà, anche Cipro può essere la svolta ottenuta alla tutela internazionale. I tentativi di integrazione ci sono, così come i provvedimenti del governo. Nel paese c'è un sistema di welfare che consente a queste persone di cercare e trovare un lavoro, anche se a tempo. Chi viene riconosciuto come rifugiato può invece uscire di qui per sempre ed andare a cercarsi un lavoro dove vuole e per tutto il tempo che vuole. Il problema è che Cipro, nonostante il flusso ininterrotto di capitali russi, alcuni di dubbia provenienza, vive le stesse difficoltà economiche degli altri paesi sud-europei. I'm a recognized refugee, but Ho ottenuto lo status di rifugiato, ma non posso lasciare il campo perché nessuno mi aiuta a trovare fuori di qui una sistemazione, un'occupazione. Credo che il problema principale sia che questo paese accetta troppi rifugiati. 5.000 richieste annue di protezione internazionale. Dopo la Grecia, Cipro è il paese con più rifugiati rispetto alla popolazione. E non bastano il pattugliamento dei mari o gli accordi con i paesi dirimpettai come il Libano per accelerare i rimpatri. Il tutto nella confusione generale dell'Europa. L'Unione Europea sta attuando politiche differenti tra Stato e Stato. Credo invece che vada seriamente considerata la necessità che si trovi una visione comune, creando magari degli hotspot fuori dal territorio dell'Unione Europea, prendendosi cura di queste persone prima che decidano di entrare illegalmente in Europa. Anche se, mi rendo conto, la cosa potrebbe creare dei problemi, in quanto nessuno in Europa vorrebbe un effetto Guantanamo, per intenderci. Guantanamo style of. Se è vero che l'immigrazione è una sfida cruciale per l'Unione Europea, come ricordato nel recente vertice dei paesi del Mediterraneo a Nicosia, è altrettanto vero che la stessa Europa rischia di implodere proprio per l'incapacità di trovare una soluzione condivisa. C'è una targa a Vilnius che sta dividendo l'opinione pubblica lituana, è quella dedicata alla memoria di Jonas Noreika, il generale Tempesta. Per decenni, celebrato come un eroe della resistenza durante la Seconda Guerra Mondiale, combatté alla testa dei partigiani contro l'occupazione sovietica fino alla morte, fucilato per mano dei russi nel 1947. Durante la lotta per la libertà, però, si rese responsabile al fianco dei nazisti dell'uccisione di migliaia di ebrei. Si stima che abbia firmato di suo pugno oltre 5.000 ordini di fucilazione. La targa che lo ricorda si trova oggi in pieno centro a Vilnius, sulla facciata della biblioteca dell'Accademia delle Scienze. In molti ne chiedono la rimozione, come Faina Kukliansky, presidente della comunità ebraica locale. Appendere una targa è più facile che toglierla. C'è un grosso dibattito su Noreika, è un eroe
o un criminale, ma abbiamo una risposta chiara dalle indagini storiche che dimostrano come quest'uomo sia stato responsabile della creazione del ghetto della città di Cholet, da dove poi gli ebrei furono mandati a Dachau. Per molti anni la gente non ha parlato per niente di questa questione e sono in molti ancora oggi a non rendersi conto di quale sia stata la sorte degli ebrei di Lituania, quasi tutti uccisi. E proprio mentre la signora Kukliansky parla, ne abbiamo la prova da una passante alle mie spalle che gli riserva parole dure e le intima di tacere. Ecco, ha potuto vedere lei stesso la reazione di quella signora che è appena passata. Per i nazionalisti lituani non c'è dubbio, Noreika è un eroe e le accuse sono solo propaganda anti-lituana. Le autorità si sono finora tenute lontane dal dibattito. L'unica voce critica nel governo è quella del ministro degli esteri Linas Linkevičius, che di recente si è speso perché la targa a Noreika venga rimossa. La nostra lotta per la libertà è stata unica nel suo genere. La resistenza organizzata contro l'Unione Sovietica è andata avanti nelle foreste fino al 1953 e gli ultimi partigiani sono stati arrestati dai russi solo negli anni 70. E ci sono stati certamente singoli casi, sottolineo singoli, di crimini commessi e io sono convinto che sia importante per noi pulire quella pagina di storia, anche per non compromettere tutta la battaglia per la libertà. E purtroppo sono tante le pagine nere di quegli anni, lo dimostrano i numerosi memoriali sparsi per il paese, come quello di Nemencine. Per trovarlo bisogna guidare su una strada che taglia come una lama le foreste a nord di Vilnius. Nel silenzio di questi pini, il 20 settembre del 1941, più di 400 ebrei, inclusi 99 bambini, furono fucilati dalla polizia lituana. È solo una delle decine di luoghi in cui si è consumato lo sterminio degli ebrei di Lituania, un genocidio compiuto grazie alla volenterosa collaborazione di molti lituani che festeggiarono l'arrivo della Wehrmacht nel 1941 come una liberazione dal giogo sovietico, un argomento di cui è ancora molto difficile parlare in Lituania. Lo dimostra lo scandalo nazionale creato dal libro La nostra gente, che racconta proprio queste storie, un bestseller mandato al macero, 27.000 copie tolte dal mercato. Al momento della nostra visita in Lituania, la sua autrice, Ruta Vanagaite, era negli Stati Uniti per lavorare al nuovo libro. L'abbiamo raggiunta via Skype. Credo che ci siano persone in Lituania che ancora non accettano la verità storica. Sono stata violentemente attaccata per il mio libro. Non è solo la questione di una targa. Toglierla darebbe il via a un processo inarrestabile, perché poi bisognerebbe rivedere le storie di tutti gli altri lituani che hanno collaborato all'Olocausto. Secondo gli storici sono almeno 6.000 i lituani che hanno preso parte alla fucilazione di ebrei e molti di loro sono stati riabilitati o anche insigniti di onorificenze. Un processo per il quale la Lituania non sembra ancora pronta e la prova è lì, su un muro, nel centro di Vilnius. Se siete appassionati insieme di sport e arte contemporanea, potete aver già visto quest'opera nel 2004. La mostra di Yannis Kounellis nel Megaron, il grande auditorium di musica classica di Atene, fu uno dei maggiori eventi collaterali delle Olimpiadi. Ora le croci d'acciaio e il tavolo sormontato da un viluppo di sacchi di juta diventano il pezzo forte del futuro Museo di Arte Contemporanea di Atene. L'immensa sala che ospiterà l'Untitled di Kounellis e in cui ci troviamo in compagnia dell'ex direttrice del museo Katerina Koskina è vuota. E così resterà ancora per qualche mese, almeno fino all'estate prossima, quando il museo completerà il riallestimento. Ora il programma di mostre è sospeso, presto la collezione di 1200 opere di arte contemporanea, proprietà del governo greco, avrà una sede definitiva dopo essere stata nomade per oltre 15 anni. Penso che la Grecia come l'Italia hanno le possibilità di collegare i diversi periodi della storia dell'arte. Non è facile di andare in una città e avere la possibilità di vedere opere da 2000 prima Cristo fino adesso. È importantissimo di dare questa dimensione ai visitatori che sono ogni anno di più.
Dal vecchio mia fazza mia razza in qua, tante volte a proposito e molto spesso anche a sproposito, torna l'accostamento fra Italia e Grecia. Quello legato alla storia dell'arte è fra i più appropriati. Quasi sempre però siamo portati a proiettarlo nel passato remoto dell'impero romano e dell'Atene di Pericle. Il Museo di Arte Contemporanea lo ha utilizzato invece nel presente, con una collaborazione con la Galleria Nazionale di Arte Moderna di Roma, che ha ospitato le opere del cosiddetto Gruppo Sigma. È un gruppo storico di artisti greci, 5 artisti greci, che hanno vissuto a Roma e nel 1959 hanno fondato questo gruppo che è rimasto un po' di anni ma non è molto conosciuto in Italia. La verità è sempre un'altra, è l'opera che ha dato il titolo alla partnership fra Atene e Roma, che non si limita all'arte contemporanea ma abbraccia una serie di iniziative volute dall'ambasciata italiana e raggruppate in un cartellone chiamato Tempo Forte. Quello interessante è la specularità dell'operazione, perché da una parte opere greche degli artisti legati al gruppo Sigma sono andate in Italia, a Roma, alla Galleria di Arte Moderna, mentre opere di arte visuale della Galleria di Arte Moderna sono venute qui ad Atene. L'idea è quella di mostrare più Grecia agli italiani e di mostrare ancora più Italia ai greci. Dunque, chi visiterà Atene dalla seconda metà dell'anno in poi troverà un museo nuovo di zecca, in un edificio che ha una storia interessante. Costruito per la famiglia di origine tedesca Fix negli anni 50 dall'architetto modernista Takis Zenetos, fu la prima fabbrica di birra della città. Mutilato per far spazio ad una stazione della metropolitana, è chiamato ora ad una nuova vita. Nivas. Appena seppi di questa storia, che la Slovenia aveva cancellato una parte della sua popolazione, decisi che bisognava renderlo noto, costringere le persone a riflettere. Per me è stato quasi un dovere morale, era necessario che io facessi qualcosa. Miha Mazzini, scrittore e regista sloveno, ha scelto di farlo raccontando la vicenda di una giovane ragazza madre, Ana Jovanovic, che arrivata in ospedale ha scoperto di non esistere. Già protagonista del suo romanzo e Cancellati, tradotto anche in italiano, è ora l'interprete di uno dei film sloveni più attesi della stagione, presentato anche al Trieste Film Festival. È una storia vera, una vicenda che è successa più e più volte. Sono state tantissime le giovani donne che arrivate in sala parto scoprivano di essere state cancellate dall'anagrafe. In un crescendo di situazioni che sfiorano i confini della realtà, Ana scopre infatti che la cancellazione non è un errore del computer, ma è la conseguenza di una legge emanata dallo Stato in occasione della dichiarazione di indipendenza della Slovenia. I cittadini che per diversissime circostanze non avevano regolato il proprio status si ritrovano privati di ogni diritto, costretti a chiedere visti turistici per restare nelle loro case o per ottenere lavori precari. Nel febbraio del 1992 il governo sloveno ha cancellato alcune decine di migliaia di cittadini. Un provvedimento repentino li ha trasformati in immigrati. Io ho voluto prendere in considerazione la cifra più bassa, 25.000 persone, ma i comitati e le organizzazioni che da anni seguono questa vicenda raccontano addirittura di 100.000 casi. Uno di questi è quello di Ana, nata a Kragujevac da padre serbo e madre slovena. Nonostante avesse vissuto tutta la vita a Lubiana, non aveva espresso la volontà di diventare cittadina slovena. Aveva un lavoro, faceva l'insegnante, ma di colpo si è vista togliere tutto, i documenti distrutti e poi il rischio di perdere anche la figlia. Si tratta di donne e uomini nati nelle altre repubbliche della ex Jugoslavia, che in quel momento non esisteva più. All'inizio degli anni 90 avevano un determinato lasso di tempo per dichiararsi sloveni. Molti di loro non erano a conoscenza della legge, altri non avevano sentito la necessità di farlo, perché avevano da sempre vissuto in Slovenia e pensavano di diventare automaticamente cittadini sloveni, ma così non è stato. Il ruolo da protagonista nel film è stato affidato a una giovane star del cinema croato, Judita Franković-Brdar, premiata come miglior attrice al Festival del Cinema Sloveno. Quasi una Alice nel paese della burocrazia, con alcuni aspetti kafkiani e altri che rimandano al cinema di Ken Loach, il film di Miha Mazzini ripercorre così una delle pagine meno conosciute della recente storia slovena.
Quasi un thriller psicologico, la storia di quegli anni in realtà superò la fantasia perché i cancellati furono umiliati, alcuni persero le case, altri il lavoro, in molti decisero di farla finita.